Bentornati e bentrovati a Storie. Cominciamo questa nuova settimana portando la nostra attenzione al secondo dei grandi generi della lirica arcaica. Stiamo raccontando il mondo greco, nel passaggio delicatissimo tra una società molto chiusa e una società invece di grandi città, una società in evoluzione. E in questo passaggio giocano un ruolo decisivo i poeti, in particolare i poeti lirici, coloro che vengono assimilati dalla grande tradizione come i padri della letteratura occidentale. Ecco, questi poeti sviluppano dei generi poetici significativi. Abbiamo raccontato del Giambo nelle ultime puntate e adesso affrontiamo un altro nuovo genere letterario che è l'elegia. L'elegia fonda la sua caratteristica nel distico elegiaco. Il distico elegiaco è un verso, è un tipo di verso con il quale vengono composte queste poesie, chiamiamole così, queste liriche, e questo tipo di verso prevedeva l'alternarsi di un esametro e di un pentametro. Il distico elegiaco era proprio questo, l'alternarsi di un esametro e di un pentametro. È molto interessante questa caratteristica abbastanza tecnica, perché l'esametro era il verso dell'epica, era il verso con cui era stata costruita la grande tradizione di Omero e la grande tradizione dell'epica antica. Ebbene, gli elegiaci si pongono in questa tradizione, si pongono esattamente nella tradizione di chi usa gli esametri, al punto tale che usando gli stessi versi, alcuni versi possono essere addirittura in parte copiati e riprodotti dall'epica, ma, e questa è la novità, usano una variazione su questo tema che è appunto rappresentata dal pentametro. In questa variazione loro trovano la loro identità, la loro forza, e la forza dell'elegia è quella proprio di essere raccontata non più attraverso la recitazione rapsodica, ma attraverso l'uso di strumenti musicali come l'aulos, che era un gigantesco oboe, uno strumento a fiato, che accompagnava l'esecuzione di questi canti che avevano un carattere quasi nostalgico, ma profondamente dedito a insinuare, a instillare nell'animo delle persone una nuova speranza e un nuovo orizzonte. Insomma, l'elegia cambia completamente genere rispetto al Giambo, non c'è più l'invettiva, non c'è più l'attacco verso il prossimo, ma c'è la ricerca di qualcosa di nuovo, c'è la costruzione di qualcosa di nuovo, la costruzione di un'etica. Di tutto questo racconteremo nelle prossime puntate qui a Storie.